Tragico incidente stradale nella notte a Torre di Mosto, a perdere la vita un 34enne finito con l'auto contro un platano mentre tornava a casa dopo una serata con amici. Un impatto tanto forte da spezzare la vettura in due. Sono gravissime le condizioni di un 57enne residente nel veneziano ricoverato all'ospedale di Treviso dopo essere stato travolto da un tir lungo la 27. Era sceso dall'auto in panne. Sfida Stefani Manzato, in corso allo spoglio dei voti per eleggere il nuovo segretario veneto della Lega. Il messaggio di Zaia: le parole d'ordine devono essere identità e modernità. Albergatori veneziani preoccupati per lo scontro tra Comune e Save e dalla decisione di Ryanair di ridurre l'attività al Marco Polo, la proposta di una pace nell'interesse della città. Nel 2022 sono state 79 le aggressioni al personale dell'ULSS 4 Veneto Orientale. Il direttore generale Mauro Filippi annuncia la tolleranza zero. 2000 persone provenienti dal Veneto hanno partecipato alla manifestazione nazionale a difesa della sanità pubblica e per la sicurezza sui luoghi di lavoro organizzata a Roma dalla CGIL. Gara di nuoto libero sulla spiaggia del Lido, ai nastri di partenza nuotatori di 102 società da tutta Italia, 530 iscritti con 624 partenze nelle 3 gare, 35 atleti di Special Olympics. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna. Tra i tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, prima però la politica. Ci colleghiamo in diretta con Chiara Gaiani dallo Sheraton di Padova. C'è il vincitore della corsa per la segreteria regionale del partito della Lega. Chiara, buonasera, a te subito la parola. Sì, Cristian, ecco, siamo con Alberto Stefani, non so se avete sentito l'applauso scroscianti, gli applausi che stanno continuando qui. Segretario regionale della Lega. Una vittoria netta, una vittoria decisa. Adesso si lavora per tutti, l'ha detto, lavorerò ogni giorno per la Lega nel suo discorso stamattina. Assolutamente sì, lavoreremo tutti i giorni, l'ho promesso nel mio intervento congressuale. Quello che conta è essere soprattutto presenti, questo è quello che io voglio fare, l'ho detto oggi, l'ho promesso. Abbiamo 350 comuni al voto, abbiamo le elezioni europee, abbiamo le elezioni provinciali, quindi si festeggia poco e si lavorerà tanto. Ecco, 220 a 120, comunque netta l'affermazione, vuol dire che si vuole cambiare secondo lei? Ma è il merito di una squadra, è il merito di tantissimi militanti che hanno capito il messaggio di questa squadra e l'hanno capito soprattutto in questi 3 anni. E io li ringrazio perché hanno tenuto duro in un momento di difficoltà, quello della pandemia che aveva impedito a questo partito di organizzare riunioni, di organizzare serate, di potersi trovare. Per un partito come il nostro questo è sicuramente qualcosa che creava dei problemi. Nonostante questo abbiamo tenuto duro, oggi siamo qui a rilanciare questo movimento politico e lo faremo con tutta la nostra energia. Io l'ho detto oggi, la Lega non è retroguardia, la Lega non è mai stato un partito che guarda indietro, la Lega è avanguardia, è un partito che guarda avanti. Un'ultima domanda, tra le prime persone ad abbracciarla c'è stato Franco Manzato. Siamo travolti, tra le prime persone l'abbraccio con Franco Manzato. Assolutamente sì, Franco è un amico e sono felice di essermi confrontato con lui. E sicuramente un congresso porta un dibattito interno, poi c'è una linea ma poi si torna compatti e si va a vincere le prossime sfide che abbiamo davanti. Questo è quello che conta. Ecco, allora ribadisco da Padova, vittoria netta di Alberto Stefani. Ci ritroviamo nel TG di Treviso. Intanto grazie da Padova, ringrazio Francesco Ratari e Sofisco Ravino. Grazie davvero Chiara Gaiani e Francesco Ratai e ovviamente anche ad Alberto Stefani. Sono le prime dichiarazioni ufficiali del neo segretario della Lega in Veneto. Questo il verdetto del congresso che si è tenuto oggi allo Sheraton di Padova. Ma veniamo alla cronaca. Tanti fatti, vi dicevo, a partire dal tragico incidente stradale che si è verificato nella notte a Torre di Mosto. A perdere la vita un giovane uomo di 34 anni. Una rosa è stata deposta ai piedi del platano contro il quale poche ore prima si è scontrata l'automobile di Christopher Vidali, un segno di cordoglio per l'ennesima tragedia sulla strada, per una giovane vita spezzata troppo presto.
Christopher aveva appena 34 anni, originario di Motta di Livenza, viveva a Torre di Mosto vicino al confine comunale con Eraclea. Ad Eraclea ci si arriva lungo la provinciale 57, che in questa tratta si chiama Via Parada e collega le frazioni di Stretti e Staffolo attraverso un lungo rettilineo e la curva nei pressi della quale è avvenuto l'incidente mortale. La Volvo di Vidali, che tornava a casa dopo una serata con amici, è finita fuori strada contro questo platano. Un impatto violento che ha spezzato in due l'automobile. La parte posteriore è finita a qualche decina di metri di distanza. Lungo la strada rimangono ancora un fanale, un pezzo dell'abitacolo, un paraurti incastrato tra i rami di un albero. Dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti, immediato l'intervento del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. La scomparsa di Christopher ha immediatamente destato profondo cordoglio in tutta la comunità. Tra coloro che si sono stretti ai familiari in queste ore, anche il sindaco di Torre di Mosto, Maurizio Mazzarotto. Un altro gravissimo incidente nella tarda mattinata sulla 27 nel tratto trevigiano. Stava guidando in direzione Treviso lungo la A27 quando la sua auto ad un tratto ha avuto un problema meccanico. Un 57enne residente nel Veneziano è stato costretto a rallentare ed accostare lungo la carreggiata in un punto dove non c'è la corsia d'emergenza. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma secondo una prima ricostruzione l'automobilista, che avrebbe utilizzato anche il giubbotto caterinfrangente, appena sceso dalla macchina è stato travolto da un auto articolato. L'impatto devastante. L'uomo scaraventato a terra. Immediatamente sono stati allertati i mezzi di soccorso. Sul posto anche l'elicottero del SUEM 118. Gravissime le condizioni del 57enne che è stato trasportato all'ospedale di Treviso. Il grave incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno sulla 27 nel tratto compreso tra Mareno di Piave e Ponte della Priula. I carabinieri hanno arrestato due borseggiatori romeni di 35 e 28 anni, entrambi con numerosi precedenti, che avevano appena rubato il portafogli dallo zaino di una turista statunitense nei pressi dell'imbarcadero San Marco Vallaresso. Nel rito per direttissima il giudice ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora nel comune di Venezia. Nell'ultima settimana nelle aree del borseggio i carabinieri hanno identificato 16 persone con precedenti specifici. E veniamo al braccio di ferro tra Comune e Save, c'è la proposta degli albergatori. Preoccupa molto gli albergatori veneziani la contrapposizione ormai ai ferri corti tra Comune e Save, così come non può lasciare sereni la decisione della compagnia di volo a bassa costo Ryanair di ridurre drasticamente le sue rotte di volo su Venezia, che rischia di segnare pesanti ripercussioni sul turismo in città. Il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Claudio Scarpa, si fa dunque promotore di un accordo di pace tra Comune e Save, ribadendo come sia opportuno abbassare in questo momento i toni della polemica. Entrambi hanno le loro ragioni. Da un lato il sindaco ha necessità di casse, lo si può comprendere, dall'altro lato la Save, l'aeroporto di Venezia, deve far quadrare i suoi conti, ma soprattutto deve mantenere le compagnie aeree. Il fatto che Ryanair se ne vada o depotenzi in ogni caso la sua presenza all'aeroporto di Venezia è preoccupante anche per noi albergatori, perché è inutile nasconderci dietro un dito, le linee aeree sono quelle che portano i clienti migliori, comprese le low cost. Scarpa ribadisce anche il suggerimento di tassare i turisti pendolari. Chi dorme in albergo a Venezia paga la tassa di soggiorno, chi arriva a Venezia passa con l'aereo paga la tassa d'imbarco, chi viene dalla mattina alla sera in città, magari portandosi tutto da casa o dall'albergo a 200 km da Venezia dove ha pernottato, quello non paga niente. Cominciamo a ragionare nel far pagare questo tipo di persone, cominciamo anche a ragionare sul fatto che la città ha bisogno di soldi per andare avanti, è una città costosissima anche per la pubblica amministrazione, non solo per i suoi abitanti, e quindi c'è la necessità di trovare nuove risorse. Ancora i temi dell'economia, parliamo di crediti incagliati, c'è l'ennesimo grido d'allarme degli artigiani del Milanese. 2 imprese su 3 nel Milanese sono in sofferenza finanziaria per colpa dei crediti incagliati che ci sono sulla carta, ma che non si riescono a riscuotere. È stata molto partecipata da sindaci, imprenditori e amministratori locali la serata intitolata Il Super Bonus dopo il decreto blocca cessione,
Cosa succederà ai crediti incagliati? Nella sala ovale a Villa Farsetti, a Santa Maria di Sara, si è svolto un incontro con le imprese dedicato alla situazione attuale del superbonus 110%, dopo i provvedimenti governativi che hanno messo fine alla cessione del credito e allo sconto in fattura, lasciando inalterata la situazione dei crediti incagliati. La conferenza è stata organizzata dall'Associazione Artigiani del Milanese con il patrocinio del Comune di Santa Maria di Sara. Il superbonus è nato nel 2020, ha avuto una media di ogni mese e mezzo c'era un cambiamento normativo che faceva deviare un percorso che doveva essere lineare, in realtà è rimasto ad ostacoli fino a giungere a febbraio, in cui dalla sera alla mattina c'è stato appunto lo stop delle cosiddette opzioni alternative. Tra i partecipanti rappresentanti politici del Milanese e della Riviera del Brenta, presente anche il sindaco di Santa Maria di Sara, Natascia Rocchi. Dalla sera alla mattina c'è stato il blocco totale che ha lasciato un po' la situazione così com'era, senza trovare nessuna soluzione. Nel Milanese le imprese che in maniera data dalla Camera di Commercio al 31 dicembre 2022 sono circa 2048 e dal punto del settore delle costruzioni che potenzialmente potrebbero essere coinvolte dal problema dei crediti incagliati. Nel 2022 sono state 79 le aggressioni al personale dell'ULSS 4 Veneto Orientale, una tendenza che sta proseguendo anche quest'anno. Il direttore generale Mauro Filippi annuncia che da ora l'azienda adotterà la tolleranza zero. Il personale è stato invitato a segnalare ogni aggressione che verrà poi girata all'autorità giudiziaria ed è in corso di valutazione il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nelle aree comuni della struttura. Entro l'anno inoltre centinaia di collaboratori dell'ULSS 4 verranno formati per imparare a prevenire, riconoscere, gestire e segnalare le aggressioni. E a proposito di sanità, oggi la protesta a Roma della CGIL. Che oggi per noi è l'inizio, lo voglio dire in modo molto chiaro. La mobilitazione proseguirà finché non ci sarà una svolta nelle scelte politiche nazionali e regionali su sanità pubblica, sicurezza sui luoghi di lavoro e non autosufficienza. A Roma sono arrivati oltre 2000 veneti per partecipare alla manifestazione Articolo 32, salute, diritto fondamentale delle persone e delle comunità, indetta dalla CGIL e da decine di associazioni attive sul territorio. 2000 lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati veneti, che chiedono il rispetto di quella norma costituzionale. Noi vogliamo una sanità pubblica, basta la privatizzazione, serve un piano straordinario di reclutamento del personale, gli infermieri, gli operatori, tutti siamo sotto organico e quindi serve un piano per dare più assistenza, dobbiamo migliorare la qualità, aiutateci e insieme ce la faremo. Secondo la CGIL il processo di privatizzazione del sistema sanitario nazionale colpisce anche, se non soprattutto, il Veneto e sempre più persone che non possono permettersi di ricorrere alle strutture private rinunciano alla medicina di prevenzione o addirittura a curarsi. Mentre stress, salari bassi, turni massacranti e carenza di personale spingono i lavoratori del comparto a valutare perfino di cambiare professione. I diritti fondamentali, l'articolo 32 della nostra Costituzione deve essere applicato. Noi oggi chiediamo questo, lo chiediamo al governo, ma lo chiediamo anche alla nostra regione. Sono temi fondamentali che riguardano la vita e il futuro delle persone. Per questo oggi siamo in moltissimi qui. Questa mattina la rottura di una tubatura dell'acqua da 125 mm di diametro, fortunatamente di piccole dimensioni e non una condotta portante, ha creato allagamenti e disagi in Strada Nuova nella zona dei Santi Apostoli, come vediamo nel video pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo Venezia non è Disneyland. Il guasto ha provocato la perdita in strada di migliaia di litri d'acqua. Il problema è stato riparato dal personale del pronto intervento di Veritas già nel primo pomeriggio. Dibattito ancora acceso sulla gestione del trasporto pubblico a Venezia. Per il consigliere regionale Jonathan Montanariello il comune bada molto ai profitti e poco ai servizi. Si continua a paragonare una cosa che si chiama trasporto pubblico locale, la quale il 65% di questo costo viene dato dalla fiscalità generale, quindi dalle tasse di tutti noi,
a chi fa questo servizio, proprio per garantire, nell'ottica di un principio costituzionale che è la mobilità, l'appunto diritto alla mobilità. Il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico che non si può e non si deve gestire con i criteri di un'azienda privata. Il consigliere regionale Jonathan Montanariello entra nel dibattito sullo stato di salute del comparto a Venezia. Con l'11% in meno rispetto al 2019, gli incassi di ACTV non riescono ancora a rimettersi al passo del pre-Covid. Il dato è stato reso noto dall'assessore al bilancio Michele Zuin, che ha aggiunto come la cifra sarebbe stata addirittura peggiore senza un intervento del comune per 6,7 milioni di euro a favore di ACTV. Il motivo del calo, secondo Zuin, è che al di là dei flussi turistici si sta assistendo ad un minor utilizzo di mezzi pubblici. Per Montanariello, invece, la realtà è fatta di code infinite ai pontili e disagi per i residenti e necessita un cambio di rotta. È evidente che tu non puoi paragonare il trasporto pubblico locale e metterlo in una cornice amministrativa che parla di guadagni e di profitti. Sono un servizio per i cittadini, non per i turisti, per i cittadini che lo finanziano con la loro fiscalità, e anche lì dove non bastano, mettendo soldi come ente locale e come comune, non prendendone, mettendone. E quindi un assessore che ragiona all'interno di un perimetro amministrativo come questo vuol dire che forse non ha ancora capito dove si trova, con tutto il rispetto per l'assessore. Pubblicità fra poco. Di nuovo in studio TG Venezia, parliamo adesso di Laguna Pride. Io credo che questo percorso e questo Pride, questa giornata saranno molto importanti. Erano tantissimi i giovani che hanno pacificamente invaso Calli e Campieli per partecipare al Laguna Pride, un evento che da anni non si svolgeva a Venezia. Una giornata che viene rivendicata come costruita dal basso attraverso il lavoro di collettivi e gruppi che, per usare le loro parole, hanno attraversato queste strade con rabbia e amore per dimostrare che anche Venezia lotta per i diritti e contro le discriminazioni. Organizzare un Pride quest'anno è stato più che mai necessario, hanno detto i manifestanti, secondo i quali l'annullamento degli atti di nascita dei figli e delle famiglie omogenitoriali a Padova rappresenta solo l'ultimo esempio di come questo governo tolga quotidianamente diritti. Il giudizio sul governo Meloni è durissimo, ha solo inasprito e peggiorato una situazione già difficile, con una politica e con delle leggi che, avvallate da una certa narrazione mediatica, tolgono libertà che oramai dovrebbero essere considerate fondamentali. Le scelte sulle nostre vite le facciamo noi, dicono invece questi giovani, e nessuno ci può togliere il diritto di fare una famiglia come la vogliamo noi. Non vogliamo più vivere di discriminazioni e bigottismo. Le cali di Venezia, come le strade di tutte le altre città, si legge in un loro comunicato, hanno bisogno di respirare un'aria diversa, come abbiamo bisogno di respirarla noi. Grande successo per la gara di nuoto libero sulla spiaggia del Blue Moon al Lido di Venezia. Andrea, Paolo e Giulia Salini sono stati i vincitori della combinata, mentre nella classifica per società al primo posto si è classificata Nuoto Venezia. Grande successo sulla spiaggia del Blue Moon al Lido di Venezia, della terza edizione della Venice Open Water, la gara di nuoto in acque libere. In memoria Lucia Monti, in onore della valorosa nuotatrice muranese prematuramente scomparsa, si era meritato Elena Lianello, prima donna della categoria Master. 3 le distanze in gara, sprint di 800 metri, poi sul miglio marino di 1852 metri, infine il percorso più lungo di 3,5 km. Sono stati raddoppiati i numeri dello scorso anno dei partecipanti ai nastri di partenza nuotatori di 102 società da tutta Italia, 530 iscritti, dei quali alcuni hanno fatto la doppia gara con 624 partenze nelle 3 gare e 35 atleti di Special Olympics. La competizione è stata organizzata dalla Venezia Triathlon, presieduta da Guido Rizzo, in collaborazione con la Proloco del Lido di Venezia e Palestrina e ospitata da Venezia Spiagge. Siamo estremamente soddisfatti perché abbiamo avuto un boom di iscrizioni che ha confermato che questo evento è diventato una tappa ormai tradizionale del panorama di gare di nuoto libero. Siamo pronti oggi, in questa meravigliosa giornata, ad accogliere oltre 600 atleti. Negli 800 metri vittoria per Fabrizio Pescatori nel maschile e Martina Bruco nel femminile. Sul miglio marino successo di Andrea Porro e Giulia Salin, che hanno concesso il bis anche sui 3500 metri.
Siamo veramente felici perché ogni anno cresce sempre di più e oggi è un altro degli eventi importanti al Lido sullo sport, oltre agli Special Olympics e a un altro evento che c'è di workout in Piazzale Santa Elisabetta. Il Lido per lo sport, il Lido sempre aperto a tutti. Così da Venezia e dal veneziano colleghiamoci solo per qualche istante, vi mostro un po' il clima allo Sheraton di Padova. Come avete visto in apertura del nostro telegiornale si sono concluse le operazioni di scrutinio al congresso della Lega. Alberto Stefani, lo vedete plasticamente, è il nuovo segretario regionale del partito dopo anni di commissariamento, lo avete appena visto con Massimo Bitonci, adesso tutte le foto di rito, ma ritorneremo su questa importante pagina di politica nel telegiornale di Treviso con Nicola Zanetti. Per il momento è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Il weekend prosegue all'insegna del bel tempo con l'anticiclone africano che si rinsalda ancora di più. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 25 giugno mostra un contesto stabile e soleggiato, infatti non si verificheranno precipitazioni, il cielo sarà sgombro da nubi o velato. Temperature senza variazioni di rilievo, minime comprese tra 15 e 22 gradi, massime sui 28-31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, con cielo sereno su pianura e costa, al massimo poco nuvoloso sui monti nel pomeriggio, ma in genere senza conseguenze. Temperature minime sui 16-20 gradi, massime intorno ai 29-30 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove è previsto un tempo molto soleggiato con cielo per lo più limpido. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 29-33 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.